Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Avremo il nostro consueto giro di collegamenti con i giornalisti, vedremo i servizi, le ultime notizie, gli approfondimenti su quanto abbiamo visto nella serata di ieri nei nostri telegiornali, nei telegiornali delle nostre emittenti, anche perché oggi è una giornata decisamente importante. È arrivata nella serata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, la conferma che il Green Pass diventerà obbligatorio praticamente per tutti i lavori, dalla pubblica amministrazione al privato, addirittura anche per quelli che sono gli autonomi che lavorano nel pubblico o nel privato, quindi un'estensione decisamente più ampia di quello che si pensava all'inizio, anche di quello che era stato annunciato solo qualche giorno fa durante una conferenza stampa da parte del governo di Mario Draghi. Si era detto sì, si partirà probabilmente con il pubblico, poi si capirà come tarare strada facendo. Invece è arrivata la notizia e ormai pare davvero certo che dal 15 di ottobre in poi ci sarà l'obbligatorietà del Green Pass praticamente in tutti i luoghi di lavoro. Questa notizia non ha lasciato parecchi buchi, parecchi punti di oscuri in tutta Italia, perché sappiamo che il tema del Green Pass è molto divisivo. Si sta parlando di un tampone a prezzi calmierati in modo tale da andare incontro a tutte le esigenze, naturalmente fermo restando la possibilità per chi ha esigenze sanitarie, mediche, di salute di avere il tampone gratuito. Quindi linea teorica, perché adesso bisognerà capire nei prossimi giorni come si muoverà tutto questo. Chi ha un'esenzione dal vaccino sottoscritta dal medico o dal proprio medico o dal medico vaccinale potrà avere il Green Pass naturalmente con il tampone gratuito. Chi invece deciderà per scelta personale di non vaccinarsi e di portare avanti questa scelta, sappiamo che il vaccino non è obbligatorio, lo ribadiamo sempre, lo ribadiscono ogni giorno anche tutte le forze politiche, tutti gli amministratori anche in Veneto, però chi farà questa scelta dovrà pagarselo, potrà trovarlo a prezzi calmierati. Non sappiamo ancora che cosa voglia dire prezzi calmierati, potrebbe essere una cifra comunque importante per chi per avere un tampone ogni 2 giorni deve sborsare di tasca propria. Quindi temi complessi, temi, abbiamo già detto, molto divisivi, che stanno polarizzando l'opinione pubblica sulle due sponde opposte. Vedremo come andrà a finire. Come sempre noi ve lo racconteremo. Adesso con la regia di Alessandro Costacurta iniziamo a parlare di notizie, iniziamo a vedere quali sono le notizie del giorno. Passiamo alla cronaca, parleremo poi del Green Pass, parleremo poi di tutti gli altri temi. La cronaca di questi giorni è una cronaca soprattutto che riguarda la violenza sulle donne, l'ennesimo femminicidio avvenuto in Veneto, lo sappiamo nei giorni scorsi, una regione che comincia davvero a interrogarsi su quanto sta accadendo. Tutti dicono non è più possibile continuare così, ma anche qui la materia è talmente complessa, perché sfocia poi nella quotidianità, nella vita delle persone, ed è sempre molto difficile mettere a confronto la vita, il quotidiano, con le leggi, per quanto siano magari fatte bene o con le migliori intenzioni. Le due cose spesso faticano a incontrarsi. Andiamo a vedere la ripresa dell'omicidio di Montecchio, sentiamo quali sono le novità. Bandiere a mezz'asta a Vicenza e moltissimi comuni del Vicentino. Così le amministrazioni comunali di Vicenza e di molti altri comuni hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per Alessandra e Rita, 21 e 31 anni, vittime di femminicidio. A Val di Molino, frazione di Montecchio Maggiore, i residenti sono attoniti. La tragedia, che ha visto la morte violenta di una giovane mamma, Alessandra Zorzin, 21 anni, ha colpito la piccola comunità. Ma si aspettava una cosa del genere? Sinceramente no.
Brutto da vedere, veramente. Una tragedia con un epilogo altrettanto tragico. L'uomo Marco Turrin, 38 anni, che ha ucciso la 21enne braccato dalle forze dell'ordine, si è tolto la vita. Alessandra è stata uccisa a colpi di pistola nella casa che condivideva col compagno di 28 anni in Contraviale, la loro bimba di 2 anni e mezzo. Lei parrucchiera, lui tornitore, erano andati a vivere a Val di Molino da un paio d'anni. A toglierle la vita a colpi di pistola Marco Turrin, guardia giurata, residente a Vigo d'Arzare nel Padovano, quell'uomo che Alessandra conosceva bene, una frequentazione di cui anche il padre di Turrin era a conoscenza. Non ne sapevano nulla invece le colleghe del salone di parrucchiera dove Alessandra stava facendo l'apprendistato e che la descrivono solare e serena. Un'amicizia particolare che le ha strappato la vita nel fiore degli anni. Un colpo al volto, quello sparato da Turrin, che poi si è dato alla fuga. Una caccia all'uomo finita col tragico epilogo a Vicenza Ovest, dove il 38enne si è tolto la vita con la sua Glock. Nelle prossime ore infine è disposta l'autopsia sul corpo di Alessandra. I nostri giornalisti sono andati anche a Vigo d'Arzare, dove abitava l'omicida, per sentire, capire anche questa comunità come ha preso queste terribili notizie. Non abbiamo niente da dire, arrivederci. Sono rinchiusi nel loro enorme dolore i familiari di Marco Turrin, che si sarebbero già scusati con i parenti della vittima. I vicini di casa della residence Manzoni in centro a Vigo d'Arzare sono increduli. Per tutti Turrin era un uomo sì riservato e tranquillo, anche se 15 anni fa, sempre a causa di una pistola, si ferì mentre era in auto con la fidanzata. Una famiglia tranquilla, mai abbiamo avuto segnalazioni con i servizi sociali nostri e nessuno si aspettava un fatto di genere. Io stesso sono sconvolto quando, e da ieri sera, insomma, lo sapete benissimo, quando sono stato informato che questa notte ho dormito non molto, perché sono cose che su una comunità non dovrebbero, non su una comunità, nel mondo non dovrebbero succedere. Marco Turrin, guardia giurata, era andato a vivere a Padova per un periodo, poi era tornato dai suoi, che abitano a Vigo d'Arzare da una trentina d'anni. Il sindaco e parlamentare Zordan si sofferma sul fatto che quello che è successo è nato da una persona autorizzata per lavoro a girare con un'arma addosso e soggetta a periodici controlli di salute. Credo che non ci siano spiegazioni, che uno può domandarsi di tutto, ma arrivare al nocciolo e capire perché si fa questo, io credo che sia impossibile per tutti, anche i più grandi luminari che studiano il cervello. È difficile, perché dipende dall'attimo, dall'occasione. Certo, lo dico con il cuore, uno ci rimane male. Abbiamo sentito anche le parole del sindaco di Vigo d'Arzare. Naturalmente tutte le comunità, tutto il Veneto si interroga su cosa stia accadendo in questo ultimo periodo. Lo ricordiamo, molti omicidi solo nelle ultime settimane, di cui 2 femminicidi. Una regione che davvero si è svegliata alla fine dell'estate con questo bruttissimo sentimento, con questa cappa addosso, ed è una cappa che si sta ripercuotendo davvero sul vivere quotidiano, su tante cose che accadono ogni giorno. Adesso andiamo da Valentina Visentini, che ci aspetta a Padova, in municipio. Sappiamo che ci sono conferenze stampa in corso, quindi chiediamo a Valentina al volo se ci sono novità padovane, se ci sono ripercussioni padovane sul tema dell'omicidio di Montecchio Maggiore, poi continuiamo a parlare di notizie. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando. Come avete sentito, comunque il killer essendo padovano, questa vicenda ha toccato profondamente anche la nostra provincia, perché appunto il ragazzo la guardia giurata abitava a Vigo d'Arzare. Già in passato, come avete sentito, era stato coinvolto in un episodio piuttosto ambiguo, con un colpo partito accidentalmente dalla sua pistola di servizio che ha usato anche per compiere poi l'omicidio di mercoledì, uccidendo la giovane mamma vicentina. Chiudendo il capitolo della cronaca e parlando invece dell'emergenza sanitaria, oggi ci occuperemo delle classi in quarantena, perché ovviamente è iniziata la scuola e ci sono alcune classi, soprattutto per quanto riguarda i nidi e le materne, molto colpite, in quarantena, 8 per quanto riguarda le strutture comunali, ma poi c'è anche tutto il sistema delle paritarie e delle statali. Insomma, in tutta Padova ci sono 24 classi che risulta, scusate, 18 classi con soggetti positivi e che si trovano in quarantena. Per quanto riguarda invece la situazione delle scuole sentinella, diciamo che è avviato il lavoro al liceo Cornaro. Nelle prossime settimane queste scuole sentinella in cui gli alunni si
sottoporranno al tampone salivario che faranno ogni giorno a casa e poi porteranno a scuola per essere analizzato, entreranno appunto dalle prossime settimane anche altre 8 scuole. Si tratta di 6 scuole primarie e 2 plessi scolastici delle scuole medie, quindi insomma dalla settimana prossima ci sarà anche tutto lo screening messo in campo dalle scuole sentinella. Sul fronte della terza dose della vaccinazione ci è appena arrivata una comunicazione da parte dell'USL 6 Euganea, perché si comincerà da lunedì 20 settembre con la somministrazione della terza dose con la categoria dei cosiddetti super fragili, ovvero pazienti che sono in cura e attualmente seguiti dalle strutture sanitarie non solo dell'USL 6 ma anche dell'azienda ospedaliera e dell'Istituto Oncologico Veneto, che come ben sapete ha sede qui a Padova e a Castelfranco Veneto. Valentina, sappiamo che avete già preparato un servizio sulle novità, sugli aggiornamenti dell'omicidio di Montecchio. Lo vediamo assieme ai nostri telespettatori, ti chiediamo di aspettarci giusto un minuto per poi chiudere con le altre notizie padovane. Quindi vediamo il servizio intanto di aggiornamento su quanto è successo a Montecchio. Nei cellulari il mistero della tragedia di Montecchio Maggiore, telefonini scomparsi, sia quello della vittima Alessandra Zorzin che quella del suo killer Marco Turrin. Forse la guardia giurata di Vigo d'Arzare, dopo aver ucciso la giovane mamma vicentina, li ha presi e se n'è sbarazzato durante la fuga in auto tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, prima di suicidarsi in un'area di sosta di Creazzo con la stessa arma usata per raffreddare Alessandra. Nei telefoni però potrebbero esserci delle informazioni ulteriori che potrebbero aiutare i carabinieri a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Non abbiamo niente da dire, arrivederci. La famiglia di Marco Turrin nella casa di Vigo d'Arzare è chiusa nel dolore e non vuole parlare, anche se avrebbe già chiesto perdono ai familiari di Alessandra. Secondo il padre di Turrin, il figlio frequentava da qualche mese la ragazza e nulla lasciava presagire al tremendo epilogo di mercoledì, quando con un solo colpo di pistola al volto la guardia giurata ha messo fine alla vita di una mamma di appena 21 anni. Torniamo a Padova, dove c'è Valentina Visentin, che tra l'altro ha composto anche questo servizio che abbiamo appena visto assieme. Lasciamo per un attimo da parte, Valentina, il tema dell'omicidio di Montecchio, che comunque è un tema di cui parleremo nei nostri telegiornali, tutti i telegiornali delle nostre emittenti, perché ovviamente è il tema di questo periodo. Ma c'è un altro tema che sta un po' agitando il Veneto, quello del Green Pass, che sappiamo diventerà obbligatorio dal 15 di ottobre sia nel pubblico che nel privato. Tutti i lavoratori dovranno farci i conti. Abbiamo già qualche ricaduta padovana? Che aria tira da quelle parti? Sì, le ricadute si hanno soprattutto nelle farmacie, che sono letteralmente prese d'assalto in queste settimane dalla richiesta di tamponi, perché chi non ha la vaccinazione deve presentare il Green Pass con l'esito del tampone negativo che scade ogni 48 ore. Quindi se già adesso, dove il Green Pass è obbligatorio per certe categorie di lavoratori, sta intasando così ampiamente le farmacie padovane, figuriamoci dal 15 di ottobre, quando è previsto il Green Pass anche nei luoghi di lavoro sia pubblico che privato. Quindi insomma la ripercussione principale che si vede visivamente, perché passando in città e vedendo i gazzetti delle farmacie, è quella delle code all'esterno per eseguire il tampone. Quindi questo è il primo impatto. Poi ovviamente ci saranno le ripercussioni sindacali che nel nostro telegiornale di questa sera di Telenord-Est approfondiremo proprio con i sindacati, per capire insomma cosa può succedere per chi rifiuta la vaccinazione o per chi non vuole eseguire il tampone. Quindi c'è anche tutto quell'aspetto. Benissimo. Allora Valentina, intanto ti ringraziamo per queste prime notizie. Se ci sono altre informazioni da Padova, altre novità di cronaca, non esitare a contattarci, le diremo in diretta ai nostri telespettatori. Buon lavoro, sappiamo che la giornata è piena di impegni, quindi ti lasciamo andare. Buona giornata. Torniamo in studio. Prima di andare in pubblicità vi presentiamo il nostro ospite, perché abbiamo qui con noi il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, che è venuto come sempre a dare un'occhiata a quello che succede, a commentare con noi i fatti del giorno. Abbiamo molte cose da chiedergli, quindi vi diamo appuntamento a dopo la pubblicità.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto e per approfondire anche quello che sta succedendo nella nostra regione. Siamo di fronte a un numero di fatti di cronaca davvero impressionante. Abbiamo visto 2 femminicidi in Veneto nel giro di pochissimi giorni, tutta una serie di notizie di cronaca nera anche legate a questi fatti, perché vedrete poi nel corso della nostra informazione altre notizie riguardanti violenza sulle donne, violenza non solo fisica ma anche psicologica, stalker in azione e tanti temi che si fa fatica a mettere tutti assieme e a capire dove stiamo andando. Cerchiamo di capirne un po' di più con Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Consigliere, sappiamo che la politica ben poco può fare su questi temi, però voi avete un po' il polso della situazione, parlate con molte persone, parlate con l'uomo della strada, ma anche con le istituzioni, con i medici, con le forze dell'ordine. Che idea si è fatto lei di quello che stiamo vivendo in questi giorni? Ma diciamo, con quello che stiamo vedendo è che la situazione si è aggravata soprattutto anche durante questo periodo del Covid. Insomma, abbiamo registrato un aumento di questi fenomeni. Ovviamente parlo per la comunità vicentina, insomma è una comunità tranquilla che non aveva mai registrato nel giro di così poco tempo 2 femminicidi, però i dati, parlo anche i dati del Veneto, sono dati che parlano ovviamente di numeri importanti, soprattutto se noi guardiamo gli ultimi dati disponibili, che sono quelli relativi al 2020. Stiamo parlando di oltre 3.000, più di 3.000 donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza del Veneto, e noi ogni anno investiamo intorno ai 3 milioni di euro, che sono tutti fondi che vanno sia a sostenere questi centri antiviolenza, ma anche le case rifugio e tutti i centri che poi vanno a dare una mano alle donne, ai figli, e anche fa fare dei percorsi poi anche di recupero a questi uomini, a questi mariti piuttosto che compagni che spesso sono aggressivi. Ovviamente qua stiamo parlando di un fenomeno che può essere gestito ma è difficilmente controllabile, perché ovviamente non è che le istituzioni piuttosto che i servizi sociali possono entrare in ogni singola abitazione e capire cosa succede all'interno di ogni singola famiglia. Però ovviamente quello che noi puntiamo è mettere a conoscenza della popolazione che ci sono comunque dei centri radicati in tutto il territorio veneto per tutte quelle persone, per quelle donne che stanno vivendo dei momenti di difficoltà, dove si possono rivolgere. Sicuramente c'è tutta una rete poi di assistenza che gli può sicuramente dare una mano. Però quello che spetta alle istituzioni, secondo me, è anche un lavoro che bisogna fare a monte, cioè un lavoro culturale, un lavoro educativo che parte fin dalla giovane età, quindi dobbiamo entrare nelle scuole ma anche nei luoghi di lavoro e un po' dobbiamo togliere questo istinto primitivo della donna, del possesso e quindi di quello che stiamo vedendo, perché insomma stanno uccidendo delle persone come veramente è una mattanza, perché purtroppo è successo in provincia di Vicenza, è successo l'abbiamo visto anche quest'estate a Pieve di Soligo, cosa è successo con la ragazza che prendeva il sole lungo il Piave, e anche in diverse parti d'Italia. Quindi sicuramente come istituzioni noi ci siamo e ci saremo, però ovviamente dovremmo lavorare molto di più proprio nel creare una cultura del rispetto che, dati alla mano, quello che capita ancora in questi giorni, purtroppo manca ancora in una parte della popolazione. A questo proposito vediamo un servizio che ci arriva dalla nostra redazione vicentina, perché parliamo ancora di violenza sulle donne. È stato arrestato un 40enne stalker che tentava di entrare in casa della ex. Brogliano, ancora una donna in pericolo. 40enne di Malo cerca di entrare ripetutamente nella casa dell'ex compagna. I carabinieri di Trissino, allertato, lo hanno arrestato. L'uomo nella serata tra mercoledì e giovedì si è presentato davanti al nuovo domicilio dell'ex compagna. Fuori di sé ha cercato ripetutamente di entrare attraverso un balcone e il portone d'ingresso. La donna, spaventata, ha chiamato il 113. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno provveduto a mettere il 40enne agli arresti domiciliari. L'uomo la scorsa estate era stato denunciato dall'ex compagna per atti persecutori, maltrattamenti fisici e psichici, e sebbene si fosse allontanato dal comune aveva continuato a cercare di contattarla fino al tentativo di entrare in casa.
Ecco, possiamo dire, avete sentito che in questo caso questa situazione è stata magari non risolta, ma si sono evitati guai peggiori e drammi grazie a una telefonata. Approfittiamo qui della presenza del vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco per lanciare questo appello. Il silenzio è la peggiore delle scelte. Tutti sanno che comunque è difficile a volte parlare, ma anche gli addetti ai lavori, gli esperti ci dicono sempre che quello che si vede, quello che succede non è altro che una punta di un iceberg veramente immenso, e tutto quel sommerso resta sommerso appunto perché tante volte non si parla, non si telefona, non si chiama, a volte basta un messaggio, una chiamata. Quindi l'appello è questo: non restate in silenzio. Approfittiamo del vicepresidente Nicola Finco perché anche lui ci aiuti in questa comunicazione. No, sicuramente, insomma, ma tutti quanti noi abbiamo il dovere, soprattutto se vediamo qualcosa che non funziona, che vediamo magari anche situazioni un po' particolari nel vicinato, vicino a dove abitiamo, di segnalarli. Insomma, una segnalazione a volte può fare la differenza, può aiutare tante persone in difficoltà e magari serve anche da consiglio se sappiamo che ci sono delle persone che stanno vivendo dei momenti particolari. Ripeto, su tutto il territorio regionale c'è una rete di assistenza che funziona, basta tranquillamente rivolgersi, funziona anche nel più completo anonimato, e sfruttate questi servizi perché possono veramente salvare la vita, perché ovviamente anche guardando le dichiarazioni dei familiari di coloro che hanno compiuto questi atti di mattanza, nessuno mai avrebbe pensato che delle persone potessero arrivare a tanto, eppure purtroppo noi non riusciamo mai a capire una mente umana fino a dove può arrivare. Quindi siccome i servizi ci sono, parliamone, parlatene, perché veramente possiamo salvare delle vite. Ci è arrivato dalla nostra redazione vicentina un servizio nella quale l'associazione Donna Chiama Donna dice appunto: l'emergenza continua, si deve fare di più, il codice rosso così fatica a funzionare. Vediamo questo servizio prima di passare ad altri argomenti. È un'emergenza, anche se diciamo che in tutti questi anni comunque la violenza purtroppo continua, e questa scia di sangue comunque verso queste donne è una cosa che sta continuando in questi tempi e ci sta allarmando. Abbiamo visto che c'è un vuoto tra le denunce e quello che accade dopo, cioè nel senso che le donne, una volta che dopo che hanno denunciato, gli uomini prima di essere presi in carico le denunce, dobbiamo attendere molti mesi e anche anni, nel mentre questi uomini sono liberi di agire. Quindi quello che noi chiediamo soprattutto ora, e che sta emergendo sempre di più, è una presa in carico degli uomini dal giorno della denuncia, che qualcuno si deve prendere in carico e deve monitorare l'uomo. Quello che noi chiediamo è alle donne comunque di chiedere aiuto. Ci sono dei centri antiviolenza dove chiedere supporto, e alle istituzioni invece chiediamo una maggior responsabilità. Se l'invito alle donne di continuare a rivolgersi ai centri e alle autorità, il messaggio è che servono investimenti in servizi psichiatrici, consultori, oppure rafforzare i centri antiviolenza. Oggi a rischio sarebbe lo stesso codice rosso. Il codice rosso fallisce nel momento in cui non investisci del denaro, e non è stato investito, appunto non sono state date risorse, perché appunto sulla carta vengono scritte le corsie dedicate alle donne, entro 3 giorni devono essere presi in carico dal procuratore, comunque deve essere riascoltata la donna, però questo non può avvenire se il personale è sempre lo stesso. Cambiamo argomento per qualche minuto prima di andare in pubblicità, perché c'è comunque una bella notizia che riguarda il Veneto in generale, ma l'Italia tutta, perché insomma entrare nella lista delle riserve della biosfera dell'UNESCO non è una cosa banale. C'è entrato pochi giorni fa il Monte Grappa, il massiccio del Grappa, un tema per cui il vicepresidente Nicola Finco si è speso molto. Che cosa succede adesso, vicepresidente? Ma diciamo che è una notizia che è arrivata, però purtroppo ho visto anche, insomma, a livello nazionale non è stato dato un grande risalto. Invece penso che il risultato che è stato portato a casa sia un risultato importante, prima di tutto perché abbiamo visto che è una richiesta che è nata dal basso, e quindi i complimenti vanno innanzitutto agli amministratori locali che ci hanno creduto fin dall'inizio, sia del Trevigiano, del Vicentino e del Bellunese, che hanno voluto proprio tutelare questo monte, no? Che è una montagna selvaggia, una montagna ricca di significati, di storia e quant'altro,
ma che è unica nel suo genere, tanto è vero che ha ottenuto questo importante riconoscimento. Oggi si è portato a casa il risultato, ma non è che siamo arrivati alla fine di un percorso, siamo arrivati all'inizio e adesso ovviamente dovremo puntare proprio sulla progettualità, cioè una volta portato a casa il MAB UNESCO dobbiamo iniziare a sviluppare tutta una serie di progettazioni sia turistiche ma anche economiche che permettono ovviamente a coloro che lavorano in montagna di poter continuare a lavorare, ma soprattutto di elevare anche il nome dei prodotti che vengono realizzati in quel posto. Quindi anche è una certificazione di qualità. E un grande lavoro bisognerà farlo anche su tutto il fronte turistico, perché è una montagna che, ripeto, è una montagna selvaggia, magari non molto conosciuta rispetto ad altre località, ma che da un punto di vista naturalistico è unica, e secondo me proprio su questo dovremmo investire nei prossimi anni, anche per sviluppare una filiera collegata poi alla pianura, perché sappiamo benissimo che il Monte Grappa, insomma, è una montagna che fa parte di 3 province, che quindi insomma ha l'interesse di moltissime comunità locali, quindi si può veramente sviluppare una progettualità d'area che manca da anni su tutta quest'area. Adesso rifacciamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo perché dobbiamo parlare ancora del Monte Grappa con il vicepresidente Nicola Finco. Parleremo anche di Green Pass, perché insomma con le novità che sono arrivate cambiano parecchie cose, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per raccontarvi, informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Voliamo a Vicenza, dove c'è la nostra Gabriella Basso, che ha sicuramente delle novità per quanto riguarda gli ultimi fatti gravissimi di cronaca avvenuti nell'area berica. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Come dicevi tu, sì, queste ore gli inquirenti stanno indagando sulla vita privata di Alessandra Zorzin e del suo omicidio a Marco Turrin, per capire che tipo di rapporto esisteva effettivamente tra i due, perché ricordiamo che non c'è una chat al momento che possa far vedere una relazione tra i due. Sono spariti, non si trovano in questo momento i telefonini sia della vittima che del suo carnefice, hanno anche setacciato la macchina di Turrin, ma a quanto pare anche lì all'interno non c'è, quindi potrebbe averli gettati, presi lui, averli gettati, e ancora tutto, insomma si sta cercando di capire. Intanto verrà disposta l'autopsia sul corpo di Alessandra, che è una cosa appunto di rito, per capire anche esattamente il colpo, come è partito, la traiettoria eccetera. Come sapete, queste cose sono appunto classiche per quanto riguarda questi omicidi in generale, insomma. Ecco, l'altra cosa importante da dire è che Montecchio Maggiore, la città dove resideva appunto Alessandra Zorzin, lei era nella frazione di Val di Molino ma sotto il comune di Montecchio, il giorno del funerale di Alessandra sarà lutto cittadino, le bandiere è a mezz'asta come in altre città, come a Vicenza, come in altre cittadine del Vicentino, in suo ricordo, in suo onore, e anche diciamo in ricordo e in onore dell'altra vittima di femminicidio, ovvero a Rita Menzè di Novelta Vicentina, che è successo a Novelta Vicentina venerdì della scorsa settimana. E l'altra cosa ancora, il sindaco Gianfranco Trapula ha portato il suo cordoglio, il cordoglio della cittadina di Montecchio ai genitori di Alessandra, che sono ovviamente chiusi nel loro dolore, e l'unica cosa che chiedono è di pregare per la loro figlia, una ragazza che era serena, felice, era una ragazza sorridente e solare. Questo loro vogliono che venga ricordata così Alessandra Zorzin, la loro ragazza, che tra l'altro era la figlia minore, Alessandra aveva altre 2 sorelle maggiori, e appunto il padre ha detto: non vogliamo fiaccolate, non vogliamo manifestazioni, vogliamo solo una preghiera per Alessandra, che è morta così giovane, è una ragazza che aveva ancora tutto il suo tempo da vivere. Gabriella, intanto grazie per queste prime informazioni su questo argomento così davvero delicato e complesso. Sappiamo che a Vicenza però c'è anche un percorso molto interessante che riguarda la cultura, e che ci piacerebbe commentare col vicepresidente Consiglio regionale Nicola Finco, che è qui con noi e con il quale stiamo già parlando di altre situazioni simili. Aggiornaci per favore. Beh, c'è
una giornata importante oggi per Vicenza, perché c'è la presentazione, la candidatura ufficiale di Vicenza a Capitale della Cultura 2024. Si sta tenendo in questo momento a Palazzo Thiene, tra l'altro l'ex sede storica della Banca Popolare di Vicenza, da poco entrata tra i monumenti della città di proprietà del comune, che sarà aperta diciamo in un open day dove tutti potranno entrare gratuitamente il 25 di settembre. Dicevo, Capitale della Cultura 2024, presentato anche il logo, adesso si attende l'ultimo vaglio a metà ottobre da parte della commissione apposita. Vi ricordo che in gara ci sono anche altre città, ma insomma Vicenza se la sta giocando con un progetto importante che vuole vedere non solo per il 2024 ma andare oltre il 2024. Allora Gabriella, intanto grazie di nuovo per tutte le notizie. Il resto lo vediamo nella TG Vicenza di questa sera. Come sempre l'invito è chiamaci immediatamente se ci saranno altre notizie dall'area iberica, le daremo come sempre in diretta ai nostri telespettatori. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro a voi. Torniamo in studio, giriamo il tema di Vicenza, capitale della cultura, al vicepresidente Nicola Finco, che è un tema che va messo in rete con quello di cui abbiamo parlato appena adesso, del Montegrappa Mabunesco, di tutte queste enormi potenzialità che la provincia di Vicenza da sola all'interno del sistema veneto può proporre. Dove possiamo arrivare con tutte queste cose belle messe in fila, vicepresidente? Ma diciamo che già i numeri che ha il Veneto, insomma, da un punto di vista del turismo, ogni anno ne dimostrano, insomma, il primato a livello nazionale. Però il lavoro che noi stiamo facendo principalmente, al di là delle montagne e della fascia adriatica, ovviamente con le spiagge, vogliamo potenziare tutta la parte interna del Veneto. E la parte interna del Veneto è una zona ricca di natura, ricca di storia, ricca di cultura, e quindi proprio attraverso questi percorsi, attraverso le città della cultura, attraverso i riconoscimenti UNESCO, attraverso la valorizzazione delle nostre colline come il Prosecco, piuttosto che dell'area pedemontana, attraverso la valorizzazione dei colli, noi stiamo puntando proprio a portare anche una grossa fetta di questo turismo all'interno della nostra regione, ovviamente vendendo sempre Venezia come simbolo, ovviamente come nome che va ad attirare il turista, e poi vendergli tutto il Veneto come un land, ok, legato a Venezia, quindi le montagne di Venezia, i colli di Venezia, le città culturali di Venezia, e quindi collegare, quindi creare una sinergia all'interno di questa regione. La sfida di Vicenza è una sfida importante, sappiamo che altre città del Veneto hanno presentato questa candidatura in vista del 2024, però diciamo che la sfida di Vicenza è una sfida che secondo me può arrivare ad ottenere un buon risultato, visto insomma che cosa rappresenta la città di Vicenza, quella basilica col Palladio, ma soprattutto grazie anche al lavoro importante che ha fatto l'assessore alla cultura Siotto e il sindaco Rucco su Vicenza città, che penso insomma negli ultimi anni ha fatto veramente un grande salto di qualità, e speriamo insomma che arrivi anche questa attestazione, che sicuramente vuol dire far fare un salto in avanti non solamente alla singola Vicenza ma un po' a tutto il territorio. Ovviamente queste non sono semplici medaglie da puntare al petto di questa regione, che è piena di meraviglie, uno scrigno di meraviglie davvero ineguagliabile, possiamo dire anche a livello nazionale e internazionale. Sono cose che servono poi per trasformare il Veneto in qualcosa di ancora più importante nel futuro. Vicepresidente Nicola Finco, finora abbiamo parlato di temi importanti, e adesso parliamo di un tema però che divide molto. Prima di lasciarla andare, abbiamo giusto 2 minuti prima della pubblicità. Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre, una notizia che non tutti si aspettavano, perché sembrava che all'inizio fosse solo destinato al pubblico. Adesso anche il settore privato si trova con questa novità. Qual è il suo pensiero su questo argomento? Ma guardi, il mio è un pensiero personale, però a mio parere, allora, premesso che ovviamente noi spingiamo per le vaccinazioni perché abbiamo visto che è l'unico sistema oggi per contenere il virus, pensiamo che questo provvedimento che va ad estendere ormai il Green Pass a tutto, addirittura al mondo del lavoro, a mio parere è anche un po' un'esagerazione, insomma. Siamo uno dei paesi al mondo col più alto tasso di vaccinati. La regione del Veneto ormai è arrivata all'80%. Penso l'abbiamo dimostrato in tutte le maniere, insomma, che il settore produttivo è ripartito. Oggi, dal momento che il vaccino non è obbligatorio, prevedere comunque che se tu vuoi mangiare e quindi se tu devi lavorare, devi per forza avere il Green Pass, la considero un'ulteriore forzatura. E non vorrei mai
considerando e valutando un po' i dati, che forse questa fosse anche una mossa del governo per obbligare la gente a vaccinarsi, perché forse il governo non ha fatto tutto quello che doveva fare nel corso di questi mesi. E parlo ad esempio su tutto il problema legato al trasporto pubblico, piuttosto che tutto il problema legato alle scuole, quindi alla messa in sicurezza, alla reazione dei locali e quant'altro. Però non voglio fare polemiche, dico solamente che secondo me il governo a questo punto doveva avere, se non altro, il coraggio di rendere obbligatorio il vaccino, perché inutile che dici il vaccino non è obbligatorio quando ormai anche per prendere una boccata d'aria hai bisogno del Green Pass. E quindi io mi auguro che non sia così, però secondo me nelle prossime settimane ho paura che assisteremo anche a un po' di tensione, perché l'abbiamo vista già nelle settimane passate, però ovviamente mi metto nei panni di tanti datori di lavoro che magari hanno un'impresa con 4-5 dipendenti e magari ne hanno 2 o 3 che non hanno il Green Pass. Cosa fanno? Chiudono l'azienda? Assolutamente no, piuttosto che altre persone, perché ricordiamoci che noi abbiamo sull'80% che è vaccinato, poi abbiamo un 20% che, allora, una quota non si vaccina perché il Novax non si vaccinava prima del Covid e non si vaccinerà anche in futuro. E poi noi abbiamo una fetta della popolazione che non si vaccina per motivi ovviamente magari sanitari, e altri non si vaccinano perché hanno delle paure. E secondo me oggi, al di là di fare la guerra sì o no Green Pass, bisogna lavorare sull'informazione che viene data ai cittadini, perché oggi ci sono una fetta di cittadini che hanno dei dubbi e i dubbi vanno giustamente chiariti. Mi capita spesso di sentire, e ho sentito anche nelle scorse settimane, ad esempio prendo una donna incinta, no, che fino a qualche mese fa il dottore gli diceva più di una tachipirina non puoi prendere, e oggi gli dicono ma vai tranquilla, puoi fare il vaccino, non c'è nessun tipo di problema. Ovviamente noi ci affidiamo al mondo della scienza, però è anche ammissibile che un essere umano si faccia delle domande. E quindi secondo me quello che bisogna fare oggi è anche dare delle risposte ai tanti dubbi che alcuni cittadini si pongono. Tutto qua. Tema, come dicevamo, complicato, importante, divisivo, polarizzante. Noi siamo qui per raccontare ai nostri telespettatori quello che sta succedendo, per dare anche tutte le opinioni, tutti i punti di vista. Più punti di vista ci sono, probabilmente più luce si fa su una vicenda, a maggior ragione con un tema come quello del Green Pass, dei vaccini, dei tamponi e del coronavirus, dal quale speriamo di uscire quanto prima. Noi ringraziamo il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che è stato qui con noi a commentare i fatti del giorno. Lo invitiamo a tornare per ragguagliarci poi su come andrà avanti il Mabunesco, su come andrà avanti anche il tema dell'altopiano dei 7 comuni con il progetto delle malghe, patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità, il tema dei sacrari di tutto il territorio, perché sappiamo che ci sta lavorando, ci ha dato anche un forte aiuto con la nostra battaglia sul Tempio Ossario, quindi consigliere, vicepresidente, l'aspettiamo qui fra pochissimo per approfondire tutti questi temi. Intanto grazie. Molto volentieri, a presto. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, state con noi, torniamo davvero fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo fatto un po' una serie di passaggi fra le notizie più importanti del giorno. Avevamo in studio il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, che ci ha aggiornato anche su alcuni temi importanti. Adesso torniamo a parlare della situazione legata ai femminicidi, agli omicidi che si stanno purtroppo inseguendo, rincorrendo in Veneto in questo periodo davvero molto drammatico. Andiamo a vedere la fiaccolata che si è svolta a Noventa Vicentina. I canti, le lacrime, le fiaccole accese che trafiggono un buio disperato. Sono i momenti più intensi, più commoventi della fiaccolata in memoria di Rita Amenze, la trentenne nigeriana uccisa venerdì scorso dal marito nel parcheggio dell'azienda dove lavorava. Ed è proprio qui, in via Fioccarde, a Noventa Vicentina, dove si è consumato l'omicidio, che 1 migliaio di persone con un lume, tanti lumi che inondano la sera, si fermano per un momento di silenzio, per una preghiera, per ricordare Rita.
Ci sono i familiari, gli amici, le colleghe di lavoro e poi una folla di gente venuta da tutto il Vicentino per stringersi in questo momento di dolore, per lanciare un segnale contro la violenza sulle donne a poche ore da un altro terribile omicidio, quello di Alessandra Zorzin. 2 omicidi nel nostro territorio in pochissimo tempo ci stanno veramente sconvolgendo e quindi dobbiamo veramente ripensare a determinati aspetti legati soprattutto alla scuola, legati alla famiglia. Dobbiamo tutti porci degli interrogativi. Domande a cui l'insensatezza della violenza, della furia omicida non può dare risposta. A Noventa, nel silenzio, parlano questi lumi. Un corteo mesto cammina per più di 1 chilometro lungo la statale e poi nelle strade di campagna per portare il suo messaggio. Una fiaccola per dire che la comunità di Noventa, ma non solo la comunità di Noventa, sono contro ogni forma di sopruso, di violenza contro le donne. Tanti sindaci che hanno camminato in silenzio con la fascia tricolore per rappresentare i cittadini di tutto il Vicentino. È stata lanciata una raccolta fondi per aiutare le figlie di Rita che adesso orfane non hanno più nessuno. Il regalo più grande che possiamo fare a Rita in questo momento è di sostenere queste bambine che sono in Africa. La fiaccolata alla fine arriva nel parcheggio dove è stata strappata la vita a Rita. Qui, dopo un momento di silenzio, le colleghe hanno voluto ricordarla, lanciarle un messaggio guardando il cielo. Ci sono anche altre notizie che riguardano la violenza sulle donne, sono in aumento i casi anche nel Bassanese. Quello contro le donne è un terribile vortice di violenza che nell'ultimo periodo sta assumendo contorni sempre più drammatici. Gli ultimi 2 delitti di Noventa Vicentina e Montecchio Maggiore, la morte di Dorina, la mamma di 39 anni di Pove del Grappa, uccisa a martellate dal marito ad aprile, storie terribili di sofferenza, di violenze fisiche e psicologiche, di umiliazioni, di morte, quasi tutte consumate all'interno delle mura domestiche. E anche le forze dell'ordine confermano che nell'ultimo periodo sono aumentati i casi di maltrattamenti in famiglia, spesso non denunciati per paura di ritorsioni, donne picchiate dai compagni, sottoposte a soprusi di ogni genere, donne terrorizzate. Nelle ultime ore nel Bassanese sono scattati 2 codici rossi a carico di 2 uomini che picchiavano le loro compagne. Molteplici episodi raccontati tra le lacrime ai carabinieri, calci, pugni, anche per futili motivi. Un'escalation di violenza finché le 2 donne, entrambe 47enni, hanno trovato il coraggio di rivolgersi ai militari dell'Arma. Ora pende sui 2 uomini il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle ex compagne e ancora il divieto di comunicare con loro. Se il provvedimento non verrà rispettato si apriranno le porte del carcere. E ancora una volta i carabinieri invitano le donne vittime di maltrattamenti a chiamare le forze dell'ordine, a denunciare perché gli aguzzini si possono fermare. E la prevenzione passa anche dai supermercati. L'ultimo femminicidio in Veneto risale a ieri. In provincia di Belluno dal 1 gennaio 2021 ad oggi la questura ha emesso 6 ammonimenti per stalking, 1 per violenza domestica e ha trattato 14 denunce riconducibili alla nuova normativa del Codice Rosso. La violenza di genere da qualsiasi parte la si guardi è un dramma che non conosce fine e per il 70% dei casi riguarda le donne. La Polizia di Stato e le forze dell'ordine si impegnano moltissimo su questo fronte, sia sotto il profilo investigativo che preventivo. Il profilo preventivo può essere affrontato con tutta una serie di misure di prevenzione che sono veramente utili e sarebbe opportuno che le persone veramente le conoscessero. La nuova campagna lanciata oggi intende perseguire lo scopo della diffusione capillare, innanzitutto dei numeri utili a cui rivolgersi in caso di necessità e poi a riconoscere le diverse sfaccettature della violenza. Nell'opuscolo presentato da Questura di Belluno e Aspiag Service, titolare dei marchi Despar, Eurospar e Interspar, sono racchiuse informazioni preziose destinate alle donne che nei supermercati sono di casa. Grazie intanto alle questure, perché con questo progetto e nello specifico sulla violenza di genere noi diamo l'opportunità con un piccolo opuscolo di poter dare un'informazione reale a chi ne ha necessità, non solo a chi oggi vive in un momento di difficoltà
o pericoloso, ma soprattutto anche per cercare di informarsi. Un problema serissimo che va affrontato a tutto campo, e quindi questa iniziativa di DESPAR è un'altra iniziativa utile per poter affrontare sotto il profilo dell'informazione, perché il cambiamento deve essere di conoscenza di quello che si può fare e poi da un'altra parte un cambiamento culturale. Eliminare stereotipi, promuovere la prevenzione, costruire un filo diretto con le forze dell'ordine, i punti attorno a cui ruota la campagna chiamata La violenza non è un atto d'amore, non sei sola, che coinvolge tutte e 7 le questure del Veneto. L'auspicio è che grazie anche a questa iniziativa, che amplifica il messaggio contro la violenza sulle donne, si possa uscire da situazioni complesse che troppo spesso restano sommerse perché non riconosciute come tali. Voltiamo pagina, naturalmente sempre pronti a rientrare su questo tema così complicato e così di grande attualità se dovessero arrivare novità dalle nostre redazioni. Abbiamo sentito Vicenza, abbiamo sentito Padova, abbiamo sentito che cosa succede in giro per il Veneto, adesso andiamo a sentire che cosa succede a Venezia con Anna Maria Parisi. Buongiorno da Venezia, dal Tronchetto, a pochi passi da Piazzale Roma, dove i parcheggi vengono presi letteralmente d'assalto da turisti e non soltanto, da molti residenti, per lo sciopero del trasporto pubblico locale, che a livello nazionale vede i temi riguardanti il rinnovo dei contratti dei lavoratori, con anche gli ammortizzatori sociali che vengono chiesti per le nuove piattaforme vista la pandemia ancora in corso, e che a Venezia vedono un clima particolarmente esasperato. A Venezia lo sciopero viene indetto dalle sigle USB e CUB dei trasporti per diversi motivi. Innanzitutto per una data su tutte, il prossimo 27 settembre, quando i lavoratori con i sindacati sono stati convocati ad un tavolo dai vertici aziendali della CTV per comunicazioni che li riguardano, così nella lettera di comunicazione. Quali queste comunicazioni? A preoccupare le sigle sindacali quanto accadrà dal prossimo 1° ottobre, ovvero la questione di meno soldi in busta paga, per essere così proprio spiccioli, è il caso di dire e diretti, con la questione dei tagli in busta paga per i riposi che sono stati conteggiati in meno, e anche per i meno giorni di ferie ottenuti e lavorati da inizio aprile, con 5 giorni di ferie in meno. Insomma, le ragioni appunto dello sciopero sono il persistere quindi dell'aggravamento dei turni cosiddetti monta e smonta, per le ragioni anzidette, con le soste di lavoro in zone senza servizi igienici, tra le altre la manutenzione dei mezzi del settore di navigazione. A preoccupare entrambe le sigle sindacali e gli appalti, con naturalmente gli accordi integrativi di secondo livello, la disdetta degli accordi integrativi di secondo livello decisi unilateralmente dall'azienda, e di cui nel corso di questi mesi abbiamo più volte parlato e documentato con i servizi. E quindi in primo piano ancora la questione della camorra in Veneto, con dopo Eraclea lo scandalo su Bibbione, con la raffica di arresti di esponenti camorristi per estorsioni e violenze ai danni dei commercianti. Oggi che cosa emerge di nuovo? Come la DIA, Direzione Investigativa Antimafia, e il personale del Nucleo di Polizia Economica e Tributaria di Trieste siano riusciti a mettere in sacco i camorristi, gli esponenti della camorra, anche con un travestimento che sembra anche un po' così banale, ma invece è stato molto efficace, perché travestiti da finti turisti che sono riusciti a seguire quindi i camorristi del tutto indisturbati. Ma vi parleremo naturalmente di questo più ampiamente nel corso del TG della serie. Poi a tenere banco oggi qui a Venezia la visita della ministra di Giustizia Marta Cartabia, che proprio è ancora in questo momento presente al Palazzo della Corte d'Appello di Venezia a Rialto, con le funzioni pubbliche che nei giorni scorsi avevano dichiarato quanto il ministro fosse
atteso qui proprio a Venezia per capire la specialità di questa città e riconoscere il disagio dei lavoratori, personale amministrativo, magistrati e giudici anche a livello economico. E poi un altro tema che sta prendendo piede in queste ore è quello dell'Acqua Grande 2019 con i rimborsi e con i furbetti del rimborso. Che cosa è emerso dai dati che il Comune ha fornito ai militari della Guardia di Finanza? Ebbene, è emerso che a ottenere i contributi per l'emergenza siano state i 13 furbetti, 13 denunciati. E chi sono questi operatori economici che hanno ottenuto, ben pensate un po', 230.000 euro di rimborsi? Sono per lo più operatori economici di origine cinese con le fatture emesse da 5 aziende con sede non soltanto in Veneto ma anche in Toscana, Puglia e Lombardia, anch'esse intestate a enti di nazionalità cinese. Insomma, oggi tanta la cronaca che vede Venezia protagonista, e di cui naturalmente vi dettaglieremo come sempre nel corso dei telegiornali delle prossime edizioni. E da Venezia, se non avete domande, è tutto, la linea può passare allo studio. Noi ringraziamo la nostra collega Anna Maria Parisi da Venezia. Avete sentito tante notizie di cronaca anche dall'area veneziana. Ora noi con la regia di Alessandro Costacurta facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo. Sono arrivati i dati dell'emergenza coronavirus, ci sono ancora tante notizie da dare. Siamo in onda fino alle 13:30. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo come sempre in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito le novità da Venezia, restiamo sul litorale per vedere le ricadute immediate della blitz anticamorra condotto a Bibbione. Non c'entra niente certamente con quello che è successo, entra nei giochi per la parte amministrativa come sempre succede nell'organizzazione delle manifestazioni a Bibbione. All'indomani del blitz dell'antimafia e delle fiamme gialle triestine contro la camorra a Bibbione, che ha portato a 9 arresti, tra cui il presidente di Ascom Bibbione ed ex vice sindaco di San Michele al Tagliamento Giuseppe Morsanuto, il primo cittadino chiarisce la posizione del comune nella vicenda, soprattutto in merito all'organizzazione di eventi e sagre dove la camorra ha messo le mani. Una manifestazione a Bibbione nasce come questa fiera di interesse locale se l'amministrazione ritiene di darne il patrocinio. Mi pareva che era una manifestazione che poteva, a detta di tutta la giunta naturalmente, una manifestazione che poteva dare un po' di vigore a quella zona che oggettivamente era molto poco frequentata dai nostri turisti, soprattutto la sera era praticamente vuota, così come il Lido dei Pini, così come Pineda. Abbiamo ritenuto di accogliere questa istanza di questa associazione Pro Lido del Sole per cercare di ravvivare un po' la vacanza dei nostri ospiti. E sull'arresto di Morsanuto il sindaco commenta. Dispiaciuti ovviamente, anche sconcertati, perché voglio dire, un conto è gestire le beghette ogni volta, no, tra le associazioni o gli espositori, ma se mi trasferisco al Luna Park altre cose, o se mi trasferisco all'ambulantato o in spiaggia eccetera. Un conto è avere sentore di una cosa di questo genere, cosa che non era assolutamente nei nostri pensieri. Presente anche l'assessore al commercio che, intercettata telefonicamente, dopo essere stata avvicinata dal capo degli ambulanti campani che voleva comandare sulle sagre, si era sfogata col comandante della polizia locale dicendo: qui non siamo mica a Scampia. Ho ricevuto questa telefonata dopo essere stata fermata da un altro soggetto al mercato, ho ricevuto questa chiamata da un numero che non conoscevo, ho risposto, dove mi è stato detto che il giovedì prima, nonostante la nostra delibera, erano presenti degli operatori del commercio. Io ho detto che avrei riferito al comandante della polizia locale, ma poi la discussione insomma era un po' degenerata, perché comunque si erano arrabbiati, si era arrabbiato, mi diceva ma se lei non è capace parliamo con il sindaco. Io a quel punto devo aver detto va bene, puoi parlare anche con San Pietro, le cose ormai sono state fatte, sono fatte così, però prendo atto della sua segnalazione. Nell'Alta Padovana invece sono arrivate minacce di morte a un sindaco e i carabinieri potenziano la vigilanza.
Insulti, sproloqui e il disegno inquietante di una pistola con dei proiettili, destinatario delle minacce il sindaco di Campodoro. Lunedì Gianfranco Vezzaro ha scoperto la missiva minatoria all'interno della sua cassetta delle lettere. Poco lontano abita anche il presidente del Consiglio Comunale, anche a lui 2 giorni dopo è stata recapitata una lettera di minacce. Ho trovato queste buste, erano delle buste usate, quindi aperte, con una lettera all'interno che riportava una serie di minacce. Diciamo che la lettera più pesante è stata ricevuta dal Presidente del Consiglio, dove era raffigurata una pistola con 3 proiettili, appunto con scritto "questi sono per te". Il comune è piccolo, appena 2.600 abitanti. Nei giorni scorsi sui social c'era stata una polemica per il posizionamento di un'antenna di una compagnia telefonica in zona industriale. Polemica smorzata perché le concessioni non le fa il comune, ma sono statali. Poco dopo però sono arrivate le minacce. I carabinieri di Mestrino hanno acquisito le immagini delle telecamere vicino alle case del sindaco e del presidente del Consiglio Comunale e hanno potenziato la sorveglianza. C'è tanto della sorveglianza che prevede appunto il passaggio più volte dell'auto dei carabinieri, quindi c'è un po' più di attenzione sulla nostra abitazione. Il sindaco Vezzaro ha ricevuto anche la solidarietà del prefetto. Andiamo avanti con la cronaca. Truffavano anziani per fare la bella vita, sequestrati 360.000 euro. Sequestrati 360.000 euro dalla Guardia di Finanza di Padova, rinvenuti su conti correnti di un imprenditore e di un consulente finanziario, denunciati per riciclaggio, furto e truffa aggravata commessi a danno di persone anziane. Secondo gli indizi raccolti nelle indagini, il consulente finanziario, già dipendente della filiale padovana di un noto istituto di credito, avrebbe raggirato nel tempo clienti ignari ai quali prometteva rendimenti particolarmente redditizi per poi sottrargli somme consistenti dai conti correnti. Questo il modus operandi accertato dalle Fiamme Gialle. Approfittando del rapporto di fiducia instaurato con alcuni anziani e benestanti clienti, trasferiva i loro risparmi su conti correnti di un imprenditore milanese anziché destinarli agli investimenti prospettati. Le indagini hanno consentito di appurare che gran parte delle somme sottratte alle vittime, dopo essere transitate su conti correnti dell'imprenditore, finissero nella disponibilità del consulente infedele per essere poi utilizzate nell'acquisto di beni di lusso. Restiamo a Padova per una rapina. 3 giovani sono stati rapinati da un uomo armato. Si sono presentati in questura in piena notte raccontando ai poliziotti di essere appena stati minacciati da un uomo armato, vittime dell'aggressione tra 30enni padovani. Il gruppo intorno all'1 di notte stava passeggiando in via Tergola nel quartiere Sacro Cuore a Padova. All'improvviso uno sconosciuto armato di pistola li ha minacciati e si è fatto consegnare soldi e telefoni, poi è scappato a piedi in direzione di via Po. Dopo la denuncia i poliziotti hanno cominciato subito le ricerche del rapinatore, che al momento sembra essersi dileguato nel nulla. A Treviso invece una donna è stata arrestata dopo che aveva minacciato di diffondere le foto hard di una persona in cambio di denaro. Prima 3.000, poi 6.500 euro, denaro che una 39enne vicentina aveva chiesto ad un coetaneo trevigiano, minacciandolo che se non le avesse consegnato i soldi avrebbe diffuso delle foto intime che i due si erano scambiati. Il tutto inizia quando la donna contatta con una scusa l'uomo. Prima tra i due solo dei messaggi, poi anche le fotografie hard. Un giorno decidono di incontrarsi in un locale e in questa occasione la 39enne chiede un aiuto economico per sostenere delle spese personali. Di fronte al rifiuto dell'uomo scatta la minaccia di diffondere le istantanee. A quel punto la vittima consegna la somma pattuita, ma pochi giorni più tardi arriva dalla donna un'altra richiesta, stavolta di 6.500 euro, accompagnata dalle stesse minacce. Un copione che si ripete una terza volta, ma a questo punto il 39enne decide di sporgere denuncia ai carabinieri di Vittorio Veneto, che identificano la responsabile con alle spalle precedenti simili. La donna nei giorni successivi continua con le sue richieste, arrivando addirittura ad inviare alla vittima una foto della sua abitazione con ulteriori minacce di diffondere le foto in giro per il paese, facendole arrivare anche ai suoi familiari. Il giorno concordato per lo scambio del denaro, però, all'appuntamento si presentano anche i carabinieri che arrestano in flagranza la donna per estorsione.
Andiamo avanti con la cronaca. Sono stati fissati per sabato le commemorazioni a Mestre in suffragio per Federico Lugato, l'escursionista di 39 anni ritrovato morto in Val di Zoldo lunedì. Sarà al palazzetto del pattinaggio del Parco Bissuola alle 16. Così la moglie Elena Pancera su Instagram. Federico era veneziano ma residente a Milano in vacanza con la moglie Elena proprio nel Bellunese. È stato trovato nella mattinata di lunedì 13 settembre nella località Monte San Sebastiano dopo 18 giorni di ricerche senza esito. Straziante la lettera di addio della moglie che ha lottato per ritrovarlo. Ci siamo scelti ogni giorno. Ciao. Questa era la notizia riguardante l'ultimo saluto all'escursionista ritrovato. Adesso cambiamo ancora argomento perché mettiamo da parte la cronaca per qualche istante, per qualche minuto e andiamo a vedere invece la situazione legata all'emergenza coronavirus. Questi che potete vedere grazie alla regia di Renzo Origon sono i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto che ci dicono che in questo momento ci sono 463 nuove positività riscontrate con gli ultimi tamponi. Sono dati aggiornati a questa mattina alle 8, quindi i più freschi che abbiamo. Sono 12.368 gli attualmente positivi ed è un numero che, facendo riferimento a quelli dei giorni scorsi, è in calo netto ma costante. Questo è molto importante anche perché siamo arrivati ormai a 464.283 persone positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, di cui 440.000 che si sono negativizzate, 11.736 purtroppo sono i decessi a causa del coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella che è altrettanto importante, ma ormai lo sapete benissimo, perché ci dice la situazione della sanità in Veneto. Allora ci sono 265 persone ricoverate in area non critica, di cui 218 ancora positive e 47 che si sono negativizzate. Sono 57 le terapie intensive impegnate con 53 persone ancora positive e 4 che si sono negativizzate. Vediamo la differenza rispetto a ieri. Ci sono un bilancio positivo di 4 unità per quanto riguarda l'area non critica, invece invariato completamente per quanto riguarda la terapia intensiva. Purtroppo sono da segnalare anche 4 decessi. Questi sono numeri che non vedevamo da qualche tempo, che non vorremmo più vedere. Torniamo in studio, ma solo per entrare in una nuova tabella, in un'altra grafica, che è quella dei vaccini. Importantissima perché vediamo che sono state fatte 21.000 somministrazioni nella giornata di ieri. Siamo a 6 milioni e 6 per quanto riguarda le dosi somministrate. Erano 3.500 le prime dosi, sappiamo che ormai sono soprattutto le seconde dosi a tenere banco in questo momento. 3 milioni e 3 il totale delle prime dosi, 18.000 i cicli completati nella giornata di ieri per un totale di 3 milioni e 345.000. Il Veneto ha somministrato l'89% delle dosi a disposizione. Questo vuol dire che c'è magazzino, che si può veramente ricominciare a correre. Capiremo se la notizia del Green Pass obbligatorio sta portando molte persone a prenotarsi oppure se in questo momento interlocutorio chi non si è ancora vaccinato sta alla finestra per vedere che cosa può succedere a breve termine. Vediamo i riscontri totali. Sono 71,9% le persone che in Veneto hanno almeno una dose, sono il 67,6% dei veneti quelli che invece sono coperti completamente con la doppia inoculazione o insomma la copertura totale. Sono 72,2 quelli che hanno almeno una dose o una prenotazione. Ancora scendiamo alle classi di età, qui non cambia molto. Vediamo che per vedere numeri importanti bisogna salire sopra i 60 anni, 70 anni per la copertura totale, e si muove qualcosa anche nelle fasce più giovani. Come sempre la fascia 30-50 resta un po' al palo, si può fare di sicuro di più. Scendiamo ancora in questa grafica perché vediamo che i disabili vulnerabili sono ben coperti. Sappiamo che da lunedì si parte con la terza dose agli estremamente vulnerabili, ai fragilissimi, e quindi si andrà a coprire ulteriormente questa fascia. Questi sono i dati. Vediamo le onde delle ultime settimane, degli ultimi mesi. È andata bene fra luglio e agosto, decisamente non bene verso la fine di agosto. Adesso settembre si sta muovendo qualcosa, ma ancora in modo molto molto lento. Sempre con la regia di Renzo Rigon, che ringraziamo perché ci sta appresso in questa carrellata fra foto, immagini, servizi. Andiamo avanti, parliamo del Green Pass obbligatorio, facciamo un po' un riassunto di quello che succederà dal 15 di ottobre.
Il nuovo decreto introduce il Green Pass nel mondo del lavoro, dalle colf alle partite IVA, previste sanzioni da 600 a 1.500 euro, sia per chi non mostra il certificato verde, sia per chi omette i controlli. È quanto avrebbe spiegato il governo nel corso della riunione con regioni, comuni e province. Tamponi per ora a prezzi calmierati, 15 euro per gli adulti, 8 per i minorenni. La parola è passata ora al Consiglio dei Ministri, un provvedimento discusso ma tutto sommato che trova l'approvazione da parte delle associazioni e delle istituzioni. È l'unica strada obbligata, non c'è alternativa. Di fronte a questo, se la motivazione, se lo spunto, se la condivisione non è servita per raggiungere i numeri necessari al Paese, bisogna intervenire, è uno stato d'emergenza, ci sono pochi ragionamenti da fare, bisogna intervenire con l'obbligatorietà. Io sono d'accordissimo, guardi, già noi in Camera di Commercio da metà agosto chi entra in Camera di Commercio deve essere munito di Green Pass oppure di avere un attestato che è negativo al Covid, perché questo ci rende più tranquilli, sereni nel lavorare e soprattutto ci mette nelle condizioni di non chiudere l'impresa, di non chiudere l'attività. Oggi attraverso lo strumento del Green Pass, che quindi è quello strumento che incentiva alla vaccinazione dei nostri cittadini, che per quanto riguarda la mia città sfiora l'80% come percentuale, guardiamo al futuro invece con ottimismo, senza pensare a ulteriori chiusure. Il coro è unanime, le aziende e le attività devono rimanere aperte, non solo. Questa è una sfida commerciale, guardate, non è una sfida che si può prendere alla leggera, assolutamente. Abbiamo il problema del costo delle materie prime, il problema che non troviamo manodopera e per la ripartenza è veramente un handicap questo. Sindacati favorevoli anche se puntualizzano. Noi siamo perché si estenda a tutti i lavoratori, a tutti i cittadini e non a tutti i lavoratori e basta. L'esempio classico, l'idraulico che ti viene in casa deve avere il Green Pass e se deve avere il Green Pass chi lo controlla? Ma rimane la questione tamponi sulla quale i sindacati non fanno retromarcia. Noi chiediamo invece che non si possano mettere nelle condizioni i lavoratori di sostenere i costi del tampone, quelli che devono fare il tampone perché non sono vaccinati. Abbiamo detto che questo tema sarà fortemente divisivo, l'Electrolux annuncia, i lavoratori annunciano un possibile sciopero se non ci saranno tamponi gratis. È duro Augustin Breda, storico rappresentante sindacale FIOM CGIL dell'Electrolux di Susegana. La bozza del nuovo decreto sull'estensione dal 15 ottobre del Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati non va proprio giù al sindacalista. Per poter lavorare, se uno ha deciso di non vaccinarsi in una fase, come dico, tra l'altro di regressione, ha deciso di non vaccinarsi e per non vaccinarsi rischia di non poter avere un reddito, di entrare al lavoro, cioè le ritorsioni, le discriminazioni sono di questa portata, io lo trovo come sindacalista, come cittadino e come lavoratore un aspetto inaccettabile. Ma a non piacere a Breda, che specifica essere vaccinato e in possesso del Green Pass, è il capitolo dedicato ai tamponi a pagamento per chi non vorrà immunizzarsi. Ma se il decreto dovesse avere quelle caratteristiche, nel caso dell'assenza del tampone il rischio o del licenziamento o della sospensione totale dalla retribuzione, l'impossibilità di avere i tamponi, è anche una misura classista, perché chi ha i soldi si può permettere i tamponi e chi non li ha no. Dura anche la presa di posizione nei confronti dello stesso sindacato. Trovo debole la posizione sindacale che dice tamponi gratis, ma se non succede non dice niente. Ecco, questa roba qui io non la capisco perché la trovo uno strumento profondamente ritorsivo contro i lavoratori. Se come richiesto dalle sigle sindacali non si dovesse arrivare alla gratuità dei tamponi, per Breda l'unica strada è lo sciopero. Io credo che tutto il sindacato dovrebbe ribellarsi, compreso il sindacato che dice giustamente che i tamponi devono essere gratuiti, ma se poi non lo saranno dovrebbe fare un passo in più, perché se no dichiara una cosa e non fa nulla, e questo a me sembrerebbe un modo strano di far sindacato. Andiamo a Padova per vedere che cosa succede con le istanze dei commercianti che hanno chiesto che il corteo Novax in programma nei prossimi giorni cambi percorso.
Voglio ricordare, non perché siamo contro le manifestazioni no Green Pass, siamo contro tutte le manifestazioni che si svolgono a Padova, in centro storico, il sabato pomeriggio, ed è evidente che dopo 2 mesi bisognava dare sicuramente un segnale. Dopo l'incontro con prefetto e questore, il segnale è arrivato e le istanze dei commercianti del centro di Padova sono state ascoltate. Il corteo No Green Pass, che ormai da 10 sabati paralizza la città, è stato spostato dal Duomo e dalle piazze e dal centro. Il prossimo sabato, infatti, i manifestanti Novax partiranno dalla stazione e arriveranno in piazza Mazzini, passando per Viale Codalunga e Largo Europa, evitando così le strade del centro. Si è deciso di percorrere un tratto assolutamente meno impattante, perché si partirà ovviamente dalla stazione e si arriverà verso Viale Codalunga in piazza Mazzini, quindi tra l'altro un percorso oltre che meno impattante anche sicuramente più breve. Quindi da una parte si è garantito il diritto costituzionalmente garantito di manifestare, ma dall'altra voglio dire, si è posto l'accento anche su centinaia e centinaia di lavoratori che devono vedersi riconosciuto il diritto ovviamente al lavoro. Quindi insomma credo che sia sicuramente un'ottima soluzione quella che è stata trovata. Esasperati ormai dal vivere ogni sabato blindato, con le strade invase da manifestanti, non da persone che vogliono godersi la città con i suoi locali e i suoi negozi, i commercianti non avevano gradito nemmeno il percorso Duomo Eremitani e avevano chiesto alle istituzioni un'ulteriore mediazione con gli organizzatori del comitato Veneto No Green Pass. Se il percorso avesse impattato ulteriormente il comparto piazze, avremmo, non dico che saremmo scesi in piazza anche noi, ma sicuramente avremmo portato avanti una serrata simbolica, perché era davvero, diciamo, intollerabile, inaccettabile vedere sfilare l'ennesimo corteo il sabato pomeriggio, dove i flussi sono importanti. Cambiamo ancora argomento. Vi avevamo raccontato nel telegiornale di ieri della schiusa delle uova di tartaruga di Jesolo. Sono nati i primi tartarughini, ma adesso la vigilanza prosegue, la sorveglianza prosegue sul nido, perché ci sono ancora tantissime uova che devono schiudersi. Vediamo il servizio. Eccoli! Sono i primi 9 tartarughini nati a Jesolo ieri sera dalle 82 uova che lo scorso luglio erano state deposte sulla spiaggia da un esemplare di tartaruga marina caretta caretta. Un evento eccezionale, perché fino ad ora non si era mai verificata una schiusa così a nord nell'Adriatico. Le uova sono state costantemente monitorate dal 9 luglio dai ricercatori del CERT dell'Università di Padova e dai biologi di ARPAV, con il supporto di oltre 200 volontari. Fortunatamente un nostro tesista e anche bagnino proprio qui in questa torretta sta seguendo da 2 mesi questo nido, questo sito, e proprio oggi ci ha chiamati per avvisarci che si era formato il cono. Il cono si forma quando la prima tartaruga, e anche poi le successive, ma in questo caso la prima, si schiude e gratta la sabbia in modo da uscire. E proprio in omaggio allo studente Luca Celotto, il primo tartarughino che ha raggiunto il mare è stato chiamato come lui, instancabilmente presente e operativo sul sito di nidificazione, e che sarà appunto oggetto della sua tesi di laurea. Le operazioni di accompagnamento dei piccoli verso il mare hanno richiesto una particolare attenzione e la sorveglianza del nido prosegue, perché la schiusa non è ancora terminata e nelle prossime ore potrebbero nascere altri tartarughini. La cosa più importante da fare è mantenere la distanza, non cercare in nessun modo di interagire con gli animali, e nel caso in cui si ritrovassero delle piccole tartarughe disperse o disorientate nella battigia o anche più su verso la città di Jesolo, chiamare immediatamente il 1530, che è il numero delle emergenze della Guardia Costiera. Quindi anche per collaborare con il lavoro degli esperti è importante non disturbare, non emettere suoni e soprattutto nessun tipo di inquinamento luminoso che può disorientare ancora di più queste piccole tartarughe. Torniamo a Vicenza, perché c'è una bella notizia, una battaglia di Rete Veneta, lo ricorderete, per l'acquisizione
di Palazzo Thiene, che fra pochi giorni sarà aperto al pubblico. Ci sarà un open day il 25 settembre, è tutto pronto perché i cittadini possano tornare e prendere possesso, naturalmente metaforicamente, di questo scrigno di meraviglie. Abbiamo fatto il punto della situazione per capire come avverrà questa riapertura. Cari vicentini, preparate gli orologi, manca una manciata di giorni, -9 all'apertura di Palazzo Thiene. L'antica sede di BPV, patrimonio dell'UNESCO, torna alla città del Palladio con la sua eredità storica e artistica. Il 25 settembre è il grande giorno, si aprono i portoni. Invitiamo tutti i cittadini e non solo, perché a me piacerebbe che Palazzo Thiene fosse visto anche da chi non è vicentino, a vedere questo palazzo straordinario che entra finalmente nei musei civici vicentini, ma soprattutto viene restituito ai vicentini e alla città. L'Open Day è ad entrata gratuita, senza prenotazione, dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio, ovviamente a condizione di osservare il protocollo della cultura in tempo di pandemia, quindi obbligatorio disinfettare le mani e avere il Green Pass. Dal giorno dopo, domenica 26 settembre, e così per tutti i weekend fino al 31 dicembre, Palazzo Thiene resta aperto gratuitamente, ma con la prenotazione e con in più la possibilità di fare una visita guidata, della durata di un'ora, al prezzo di 6 euro a persona. Solo per chi decide di prendere la guida, cosa che secondo me in qualche modo merita, perché il palazzo ha una storia straordinaria, ma anche le opere che in questo momento sono esposte, quindi il pagamento è solo per chi decide di fare la visita guidata, ovviamente in gruppo. Ormai siamo alla vigilia di una giornata storica per Vicenza e per i vicentini. Il 25 settembre un'orchestra accompagnerà il taglio del nastro per una festa che coinvolgerà tutta la città. Insomma, la battaglia di Rete Veneta al fianco dei cittadini finalmente giunge al suo epilogo. Il sogno diventa realtà. Palazzo Thiene, che rischiava di finire nel gorgo del crack di BPV e di essere venduto a qualche privato, viene restituito ai vicentini. Ora è di tutti, ora è della città. Io devo sempre ringraziare Rete Veneta, perché se siamo riusciti ad accendere i fari su quello che era una grande ingiustizia tra le altre che la nostra città aveva subito, era stato anche grazie a Rete Veneta, agli appelli che aveva fatto anche l'amministrazione, all'attenzione che era stata accesa verso questa perdita, devo dire insomma terribile, che la città stava subendo, e quindi grazie a Rete Veneta, che spero di vedere il giorno dell'apertura insieme a noi a festeggiare. E noi ovviamente ci saremo per mettere insieme a voi tutti il sigillo del pollice in su. Sì, missione compiuta. Si chiude qui il nostro telegiornale, ma prima di salutarvi vi diamo una notizia. Sarebbero stati, tutto in questo momento non è ancora stato chiarito, è una flash che ci arriva, sarebbero stati ritrovati 2 cadaveri a Sarmeola di Rubano, è successo poco fa. Sarebbero morti in seguito a colpi di arma da fuoco, si sospetta un omicidio-suicidio. Sul posto i carabinieri nel nucleo investigativo di Padova, sul posto anche i nostri giornalisti si stanno recando sul posto, quindi nei telegiornali di questa sera avremo anche notizie più importanti, più sicure riguardo a questo ennesimo fatto di cronaca avvenuto in Veneto. Ricordiamo, 2 corpi sono stati ritrovati a Sarmeola di Rubano in provincia di Padova, si sospetta un omicidio-suicidio, si sospetta che siano morte le 2 persone a causa di colpi di arma da fuoco, non sappiamo nulla di più in questo momento, quindi vi lasciamo dandovi appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera per saperne di più. Ringraziamo tutti i nostri giornalisti che ci hanno consentito di portare ancora una volta in porto questo telegiornale con tantissime notizie in diretta da tutto il territorio. Ringraziamo Renzo Regone e Alessandro Costacurta in regia per tutto il lavoro fatto. Ringraziamo voi per essere stati con noi, vi auguriamo un buon pomeriggio.